Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Buongiorno tropicani e benvenuti a questa nuova parte di Tropico 4. Andiamo a caricare sempre la nostra partita che appartiene alla campagna. Eravamo riusciti a intraprendere nuove missioni, come potete vedere, eccole qui, li stiamo portando già a termine. Però il nostro bilancio potete vedere che è un po' negativo, infatti i nostri soldi iniziano ad avvicinarsi alla soglia della nostra possibilità economica, perché come sapete la Banca Mondiale ci ricopre solo 10.000 dollari. Potete vedere però che stiamo andando più che bene con i nostri obiettivi. Potete vedere che dobbiamo assumere altri 3 ministri, esportare altre 100 unità di pesce, costruire una nuova stazione di guardia che è sempre costruita in funzione dei generali che sono presenti all'interno dell'armeria, e ovviamente esportare 500 unità di tabacco che provengono dalle nostre fattorie, che ne abbiamo praticamente edificate 2. È arrivata la signorina Ananas. Nessuna scuola superiore a Tropico, è un intellettuale, ed eccola qua che ci dice che assumere i nostri intellettuali dall'estero è molto più costoso che assumerli praticamente all'interno delle nostre piccole scuole. Allora ci sono arrivati i nostri aiuti, praticamente dagli Stati Uniti e dalla Russia, e praticamente iniziamo quindi a costruire queste nostre scuole. Praticamente iniziamo dalla scuola elementare, che praticamente inizia a creare ad addestrare i nostri ragazzi secondo una particolare disciplina, che sia militare o che sia religioso, che sia di argomento generale. Posizioniamo anche la nostra scuola superiore, e adesso il compito spetterà ai nostri lavoratori. Allora, vediamo un po' la prossima nave, vediamo un po', arriverà tra meno di un mese, nessun fondo per le importazioni. Intanto possiamo vedere che all'ufficio dell'immigrazione, che è stato appena edificato, ci sono le porte aperte, cioè che possono entrare all'interno della nostra isola tutti gli immigrati che vogliono praticamente entrare. Praticamente ci aiuta per far crescere la nostra isola, che praticamente per adesso non ha molti lavoratori. Il ministro dell'istruzione: assume il ministro dell'istruzione, avrai il 15 rispetto degli intellettuali. Allora, invece qua abbiamo Lord Chaffney. Mamma mia, questo è un nuovo personaggio. Quella gentaglia è tornata ad assillarmi. Sai com'è? Esporta 500 papaya. Se accetti questo incarico riceverai 5.000 dollari. Ricompensa 30 rapporti con l'Europa. Però adesso potete vedere che abbiamo molti obiettivi in corso, e dobbiamo solo aspettare che arrivino altri soldi all'interno delle nostre casse. Intanto diamo un'occhiata al nostro punteggio, vediamo un po' il nostro almanacco, guardiamo un po' in generale come sta andando. Potete vedere che il nostro bilancio è negativo, perché le spese del giocatore del nostro giocatore, ovvero il nostro presidente, sono sotto di 30.000 dollari, stanno andando sempre a scendere. Intanto nel nostro conto svizzero siamo riusciti ad accumulare ben 50.000 dollari, che sono utilissimi per aumentare praticamente il nostro punteggio finale. Intanto è stato edificato anche il nostro pozzo petrolifero, lo potete osservare, praticamente produce petrolio che poi verrà esportato. Sono stati aggiunti 25.000 dollari all'interno del nostro conto svizzero, e una nave ha portato altri 15 immigrati all'interno del nostro piccolo paese. Allora, sono stati esportati circa 14.000 dollari, e adesso non ci resta altro che assumere il nostro ministro dell'educazione. Assumiamolo dall'esterno, così completeremo anche questa nuova missione. Possiamo accettare adesso la richiesta del Lord di esportare la nostra papaya. Intanto ci ha dato i nostri 5.000 dollari di acconto, anche se non so perché, e praticamente iniziamo a costruire le fattorie di papaya, che permettono praticamente di completare questa nostra missione. La papaya cresce a un livello di altitudine non molto elevato, infatti potete vedere a livello del mare è possibile edificare le nostre fattorie, che sono molto utili anche per sfamare la popolazione, oltre che a esportarle. Allora, vediamo un po', al mercato manca qualcuno, una donna di scuola superiore, che ovviamente verrà preparata appena verrà edificata la nostra scuola. Ecco la nostra scuola elementare, possiamo effettuare le escursioni. Al termine del percorso di studi i bambini acquisiscono abilità in una determinata professione. Organizzazione giovanile: al termine del proprio percorso di studi alcuni bambini diventano lealisti, come vi dicevo, o anche il concorso di sillabazione, praticamente comporta che alcuni bambini concludono il percorso di studi con un'intelligenza molto più sviluppata, o un addestramento, ovvero alcuni bambini concludono il percorso di studi con un coraggio ridotto.
Io direi di effettuare praticamente il corso di sillabazione per aumentare l'intelligenza all'interno della nostra scuola, quindi per sviluppare futuri nuovi ministri, per esempio per le nostre cariche all'interno del Consiglio dei Ministri. Potete vedere che all'interno del nostro ministero possiamo effettuare il Consiglio dei Ministri, i lavoratori sull'isola ottengono abilità il 20% più velocemente, il Comitato Popolare, cioè il governo comunista che incita il popolo a votare per il presidente, altrimenti sono guai. Oppure la giunta, il governo militare che dissuade il popolo dal diventare ribelle, efficacia 27%. Lasciamo il Consiglio dei Ministri per adesso. Ok, siamo riusciti a ristabilire le finanze, perfetto, 19.000 dollari all'interno delle nostre casse, nuove persone all'interno della nostra isola, assumiamo anche il nostro ministro degli affari esteri così completiamo la nostra missione e costruiamo direttamente la nostra stazione di guardia per la nostra fazione dei militaristi. Allora, mi sembra si trovava in governo, perfetto. La nostra postazione di guardia, potete vedere, la possiamo edificare con un addestramento normale o forze speciali, ovvero soldati più efficaci in combattimento ma che maturano meno esperienza. Perfetto, vediamo un po', adesso questa musica sta diventando un po' assordante, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Allora, l'esperto Russell Edwards è stato nominato ministro dell'educazione, così gli ambientalisti e la nostra signorina Ananas è più felice, ok. Perfetto, vediamo un po', le nostre entrate stanno superando il limite, siamo riusciti a raccogliere 11.000 dollari all'interno delle nostre casse e ad accumulare una popolazione abbastanza notevole con 130 abitanti. Adesso però una cosa molto importante, cosa è successo? Stavo per mostrarti alcuni grafici, presidente, ma sono stato derubato mentre mi dirigevo e qui i criminali hanno preso tutto, quindi il nostro Antonio Lopez è stato derubato, quindi dobbiamo costruire un commissariato per riportare l'ordine all'interno delle nostre strade. Allora, il petrolio, problemi petroliferi, qual è la nostra posizione al riguardo? Purtroppo siamo stati coinvolti e non possiamo restare neutrali. La richiesta è stata negata, c'è una grande tensione diplomatica, praticamente la Cina ha chiesto che i diversi paesi del Medio Oriente aumentino la loro produzione del petrolio. Vediamo un po', le quote sono troppo limitate, meno 15 rapporti col Medio Oriente, la Cina dovrebbe consumare meno petrolio. Ok, diciamo alla Cina che deve consumare meno petrolio perché non so perché lasciamo influenzare quindi questa nostra nuova decisione contro la Cina, lasciando perdere il Medio Oriente. Allora, intanto dobbiamo assumere all'interno della scuola superiore nuovi professori perché inizialmente abbiamo bisogno di nuovi professori perché non possono praticamente entrare lavoratori all'interno della nostra scuola superiore visto che non c'è nessuno adatto a ricoprire questo incarico perché non ha un'educazione abbastanza elevata da praticamente essere sufficiente all'interno di questa nuova struttura. Ok, assumiamo anche all'interno della scuola elementare e adesso una particolarità è da un nuovo edificio che dobbiamo edificare, praticamente sono le case popolari che praticamente saranno utili ai nostri cittadini per vivere all'interno, visto che non abbiamo costruito abbastanza case, ci siamo dedicati molto sulla costruzione di infrastrutture anche per aiutare il presidente a terminare gli obiettivi. Ok, vediamo un po', presidente, cosa ci dice Nick Richards, che il nostro gabinetto è stato completato, potete vedere ci sono all'interno del nostro ministero abbastanza ministri e siamo riusciti a completare anche questa nuova missione. Chi è questo qui? Sheikh Salim, un arabo, cosa dice questo qua? Offerta commerciale e un cammello, perfetto. Presidente, vediamo un po', che tu abbia molti figli e cammelli sempre sani, vorrei parlare di affari con te, esporta 500 di carne, se accetti questo incarico avrai 5.000 dollari in più, 15 in più nei rapporti col Medio Oriente e un cammello e vai, accettiamo, perfetto. Allora, praticamente per esportare quindi la carne dobbiamo andare nella sezione dell'alimentazione, ranch, e praticamente iniziare a macellare un po' di bestiame per esportare quindi questa nuova tipologia di alimenti che andremo praticamente a produrre. Allora creiamo un ranch sia di bestiame e vediamo un po', sempre il ranch creiamolo uno di capre che non siamo riusciti a edificarlo e anche un ranch di lama che sono abbastanza forti da vedere appena verranno allevati.
Allora, perfetto. Vediamo un po', c'era un'altra missione. Ecco, guardate quante missioni. Felicità, generalissimo Sant'Anna. Aumenta la felicità generale della tua isola fino ad almeno 45%. Accettiamo, così avremo altri 25.000 dollari all'interno del nostro conto svizzero. Disponi di almeno 4 dottori. Potresti aver bisogno di costruire altre cliniche e altri 25.000 dollari. Perfetto. Allora, cosa è successo? Passo 4, alloggi. Allora, praticamente dei giornalisti maligni stanno diffondendo delle menzogne su Santa Clara, sempre la nostra solita isola che siamo andati a beccare anche questa parte della campagna, sfortunatamente. Comunque affermo che i nostri cittadini vivono in baracche e dobbiamo smentire queste menzogne e costringere quei giornalisti a rimangiarsi le loro parole. Abitazioni di qualità per tutti, appartamenti, case popolari di dimensioni, e quindi anche aumenterà il morale discretamente ai nostri tropicani, oppure abitazioni di qualità per i più ricchi, le case. Io direi di costruire delle abitazioni medie, ovvero le case popolari. Costruisci 2 case popolari, come potete vedere sono in costruzione, a breve verranno edificate. Allora, cosa ci dice? El Diablo aumenta la felicità generale fino al 55 per avere 15 in più di rispetto dei nazionalisti. Perfetto, siamo pieni zeppi di missioni, ma a breve alcune verranno completate, come quella della felicità, ma anche quelle delle case popolari. Ok, siamo riusciti a sbloccare un obiettivo, ricchezza incalcolabile, potete vedere, 47.000 dollari all'interno delle nostre casse. Vediamo un po' se possiamo costruire anche questo nostro ministro degli esteri, utile per creare alleanze e anche patti commerciali con con nuovi stati. Per esempio è molto utile effettuare quindi questo con le superpotenze come l'America, ma anche come l'Unione Sovietica. Ok, perfetto, vediamo un po' come sta andando. Sono riusciti a costruire le nostre papaie. Vediamo. Sì, ok, tra 6 mesi dovranno essere pronte e quindi essere spedite all'estero. Ok, vediamo un po'. Sono stati spostati altri 35.000 dollari all'interno quindi di queste nostre navi da carico, per guadagnare quindi altri soldi. Vediamo un po' qui come sta andando. Guardiamo un po' l'inquinamento, ambiente, umidità, inquinamento. Potete vedere che l'inquinamento, anzi è strano che i nostri ambientalisti non stanno parlando questa volta, perché come potete vedere il nostro inquinamento è molto critico in queste zone. Eccolo, Sunnyflowers, discarica di rifiuti. Gli ambientalisti ritengono che costruisca praticamente una discarica, ma anche una cattedrale per il nostro reverendo. Ok, ecco, intanto è stato edificato il nostro Ministero degli Esteri e anche un'istituzione della polizia segreta, quindi abbiamo un bel po' di cose da fare. Allora, intanto costruiamo un bar in modo da collocare la polizia segreta al suo interno. Collochiamo anche un cattedrale per il nostro reverendo. Non so perché mi viene da chiamarlo Brown, ma non è Brown. Non mi ricordo il nome preciso, però mi viene di chiamarlo così. Comunque, colpo di stato, che è successo? Dei traditori nell'esercito si stanno rivoltando contro il nostro governo. Cos'è successo? Quindi dovrebbe essere ecco il nostro colpo di stato. 7 fedeli e un traditore. Vediamo dove sta accadendo tutto questo. All'interno del nostro palazzo, vediamo un po', rallentiamo un po'. Questi sono, ecco il nostro presidente con la nostra corona. Praticamente è all'interno di un altro soldato, come potete vedere. Praticamente c'è un traditore che si ritrova all'interno del nostro palazzo. Eccolo qui nella strada, è appartenente quindi a una sorta di ribelle, e potete vedere che ha in mano la sua pistolina e si avvicina verso il nostro soldato. Vediamo se il nostro soldato lo fredda. No, l'ha ucciso con la sua pistola. Vediamo un po', tanto i lavoratori là tranquilli che lavorano, non succede niente per loro, cosa non è successo niente. Ancora vediamo un po' il nostro presidente, sfodera la sua Colt, non lo colpisce. Ancora questo scontro, ma chi stanno sparando? Raffiche e raffiche di colpi non vengono colpiti. No, il presidente se n'è scappato. Guardate, è entrato all'interno della baracca. Il presidente è stato ferito e finalmente viene freddato questo. Chi caspita è questo? Vediamo un po'. No, il presidente non può uscire più da quella baracca, no? Dopo che se ne è scappato dalla guerra, no, basta. Vediamo un po' chi era. Tadeo Guzman, che ha tradito la nostra patria e si è messo contro il presidente. Però grazie a lui abbiamo sbloccato un nuovo obiettivo. Colpo di grazia. Intanto il nostro presidente, vediamo un po' se ritorna all'interno del suo palazzo, perché davvero ha fatto una grandissima figuraccia, scappando di fronte al nemico.
Va bene, intanto vediamo un po', il nostro Ministero degli Esteri è stato ultimato, vediamo se possiamo effettuare una missione aiuti per lo sviluppo dagli Stati Uniti, che è utile perché questo investimento ci permetterà di risparmiare moltissimo denaro in futuro e quindi i nostri amici ci forniranno, ovvero gli americani, il supporto per costruire centrali elettriche e aeroporti a minor prezzo. Perfetto, anche questa parte di Tropico 4 è terminata, ovviamente continuerò sempre nei video successivi. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti!